Buongiorno signora, c'è Gino? No, Gino non c'è, chi è lei? Sì, mi presento, sono un amico di Gino, sa? Siamo stati giovanotti insieme, poi per motivi di lavoro sono andato a Milano, ma ieri l'ho trovato a Firenze e mi ha invitato a casa e sono venuto, ecco. Sarà invitata, la venga, comunque un c'è, però tornerà, vero? L'aspetto. Complimenti, appena arriva le devo fare subito complimenti per il gusto dell'allenamento. Anche lei complimenti, carina proprio. D'altra parte, non mi meraviglio, sa, perché l'ho conosciuto così intelligente, così buono, così affabile. Ma che parla del mio marito, è sicuro? Gino. Ma io lo so quando è stato così, a me non mi risulta. No? Mamma mia, ma guardi come sono ridotta, che la dice? Era un fiore, era un fiore, ma che lo sa, ma lo sa, e le ha fatto un pezzo di nulla con il tempo. Sì. Ma lo sai che fa ogni tanto? Sì. Mi spara, anche stamattina. Chi fa? Mi spara? Gli spara? Sì. Come sarebbe a dire gli spara? Piglia la riportella e mi spara, come sarebbe a dire? Mi facciate così. Lei è ancora viva? Per forza, ma lo sa, io sono devota, sa? Senta, sono devota a Sant'Antonio, a San Gennaro, a Santa Rosalia. Ecco, uno per volta, porini, e mi fanno le grazie, sono sempre visto. Ma guardi, se lui spara da vicino, prima o poi la piglia, Sì, è una mira, per carità del cielo, una mira. No? Oddio, eccolo. Vediamo se è nervoso, glielo dico io. Gli spara? Oh, caro. Ehi, ciao bella, ciao, è arrivato il mio amico, sì? Ecco, Grazie, come stai? Sono arrivato un po' prima, sai? Mi sono messo a parlare un po' con tua moglie. Sì, vabbè, scusami il ritardo, ma sai, io purtroppo sono dovuto andare a comprare certi colpi di revolver che mi erano terminati. Siediti un po', che gli hai offerto da bere, No, me ne sono dimenticata. Ma come ti dimentichi di offrire da bere, che è la prima cosa che ti ho detto, un bel bicchiere d'acqua perché io ho sete, tu c'hai sete, sì? No, io non ho. Ma che sede, figurati? Il signore c'ha sete. L'acqua pigliatela da te. Vedi come mi rispondo, come si arrabbia, togliamo l'occasione, fai, siediti un po', siediti. Che piace, mamma di piedi, non fa camminare. Tu l'hai preso il caffè? Il caffè? L'hai preso il caffè? No, mi fa male, sai? Che fa male il caffè? Bevevi caffè così tanto? Dorotea, portaci due caffè, portaci due caffè. No. Oh, ma che questo è il sistema di dare ordini? Ma tu credi di essere ben capitato? Gli arrivi signorine da ordini, capito? Portaci il caffè va fatelo da te. Si va a pigliare il bar. Si va a pigliare il bar. Dorotea, non mi fare incazzate, portaci due caffè. Si va a pigliare il bar. Poi vediamo come si arrabbia facile, che tempi delicati. Dorotea, portaci due caffè. Si va a pigliare il bar. Dorotea, portaci due caffè. Ma pensiamo sempre con questa musica. Gino, che tempo? Gino! Che fai? Assassino! Il sangue! Mi fa effetto! Il sangue! Che disgraziato assassino! Tu l'ammazza! Ma che sei impazzito? Cioccolami lei per ridere, guarda! Sì, Oh, non niente. Chiesa anche in paradiso, dice. Anche se manco. Oh Gino, mi dispiace, sai, mi fa così, non so perché. Mi guarda significato. Sì, è vero. Sei contento di essere qua, sì o no? Sei contento di essere mi chiede due caffè, questo è un caffè come lo fa la mia mogliettina, il caffè non lo fa nessuno.
questo non è caffè, questo è miele. Senti. Che amore, marito. Gino, dai, mi dà un 7, che bella strappa la giacca nuova. È un po' vicino, E è un 7 così che è scucito, ma sentire mi tocca sentire. Ma io lo so, io tanto sul cammino tu fai un baccalà, e vai un baccalà. Modera i termini, visto come fa? Bellino, tu sei un giorno in bottone, un giorno la frittella, un giorno in buone azioni, un giorno guardate e sette, tanto Vabbè, lasciamo perdere, lasciamo dire, mettici 2 punti, te. 2 punti. Sì. Oh pallino, e te li può dare manca e giù. Mettici 2 punti, Dorotè, mettici 2 punti. Dorotè, mettici 2 punti. Questa è Santa Rosalia. Giro, non so perché fai così, sai? Tesoro. Disgraziato. Tesoro, aiuto. Dammi la giacchina, Vai, amore mio, vai, non vuol dire vicino invisibile come sai fare tu, invisibile. Michele, che ci fai qua sotto, Michele? Disgraziato assassino! Assassino! Ma vai! E meno male tu c'ha una mira e la fa schifo, E guarda, subito dalla polizia! Vado alla polizia! Ma che dove vai? E farò da testimone perché ti devi chiudere il Ma manicomio! che c'è del manicomio? Senti che ti spiego tutto, senti, ho il piede un po' su Santi. Assassino! Ma che assassino, siediti che ti spiego tutto. Mi va a spiegare! Ma calma, non è successo niente. Ma qualche volta! Sì. Tu lo vedi? Siediti, che non lo vedo. Allora, ti spiego. Tu l'hai vista la mia mogliettina come bellina, no? Non c'è male, sì. E quando l'ho vista, appena l'ho vista me ne sono innamorato. Soltanto che una settimana dopo che ci siamo sposati a dicembre, immagino, all'ultimo dell'anno eravamo ospiti da amici per sparare i fuochi. Sapete che a Napoli si sparano i fuochi a mezzanotte. Io arrivai in ritardo, purtroppo non comprai i fuochi. E lei sì. Allora passai da casa a prendere la pistola scacciacarte. Vieni qua, bestia! E allora passai da casa a prendere la pistola scacciacarte. Che cosa successe? Successe che lei mi vide con la pistola e incominciò a fare un'altra scenata. Io un po' per burlo, un po' per impaurirlo, e lei cadde e risalì, si risvegliò un'altra persona. Da allora ho capito che ogni tanto per stare in santa pace la devo sparare. Allora quella pistola le ha salve? E certo che sai che la sparavo veramente. Disgraziato non tu sei! Sì. Ma ha fatto venire un infarto! Guarda là, va. Se lo faceva così. Vai. Ecco la giacchina. Che bello, bello. Vedi? Vedi, che non si vede più niente, hai visto? Via, io devo andare, sono già stanco troppo! No, come vai? Sì. Fai una cosa allora, ti accompagno giù, vengo così. Sarà meglio! Perché tu l'accompagni? Tu mi lasci da sola. Ma come da sole? Siamo stati insieme ieri sera, siamo andati al teatro a Boccheggiani, 2 sere fa siamo andati a mangiare la pizza, 3 sere fa siamo andati al cinema, stasera a combattere. Sai che ti dico? Michele, ce ne andiamo a mangiare con lei. No, tu vai da nessuna parte. Dorotè, io esco. No, sei un tuttesci. Dorotè, io esco. Sei un tuttesci. Dorotè, io esco. Oh, basta lì se ti riesci. Oh, piglia la pistola e tira con il polverato! Non vale così, perché altrimenti una cosa deve essere una cosa naturale. Come fai? Naturale! Basta, Dorotè! Adesso lo lascio fare! Gira, no, Tanto tutti santi e non paradiso. Arrivederla signora! Tanto piacere averla conosciuta, sa? Arrivederci! Dobbiamo aspettare che si sveglia. Gino. Ma presa anche questa volta? Questo è San Biagio, mamma mia quanti angeli che sono in cielo. Oh tesoro, mi dici che tu
può andare via? Ci accompagna lui, no? Va. Se tu devi andare, vai. Questo è bellissimo. Gino, a che ora tu torni? Ma verso mezzanotte. Io? Ah, che dove? Va bene, allora io. Andiamo da Aspetta me. qui. Voglio provare anch'io.